graditi ospiti, benvenuti alla commemorazione dei carabinieri caduti nell'attentato dinamitardo di Peteano. Vengono ora deposte le corone. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Molti passarono quella notte i fanghi. Picchetto, poso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Prega loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Abbraccio con affetto i familiari qui presenti, ai quali rivolgo, a nome del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, solamente una parola. Grazie. Grazie per quello che i vostri cari hanno dato all'Arma dei Carabinieri e al Paese. Vuol dire, da 205 anni, scegliere di dedicare la propria vita al servizio della comunità. Indissolubilmente, tutti coloro che in epoche diverse e condivise diverse hanno scelto di dedicare la loro vita al servizio del Paese. Per tutelare i deboli, per assicurare il rispetto delle leggi. Il loro sacrificio è parte centrale della storia dell'Arma. Noi non li dimenticheremo, perché dimenticarli vorrebbe dire abbandonarvi all'oblio, e questi sentimenti, nel loro ricordo, in questo terribile luogo di memoria